C'era una volta un giovane di nome Ludovico, nato a Brignoles in Provenza, figlio di Carlo e Maria. Carlo era re di Napoli e Sicilia, mentre Maria era una donna di grande cuore e fede. Ludovico crebbe in una famiglia di nobili, ma il suo cuore batteva per una vita semplice e devota. Quando era ancora un bambino, Ludovico vide suo padre partire per una battaglia contro il re d'Aragona. Purtroppo Carlo fu catturato e trascorse 4 lunghi anni in prigione. Alla fine, per liberarlo, fu deciso che 3 dei suoi figli, tra cui Ludovico, sarebbero stati mandati in Aragona come ostaggi. Così, a malincuore, Ludovico lasciò la sua famiglia e fu portato a Barcellona. Nonostante la prigionia, Ludovico rimase sempre sereno. Partecipava a gare sportive e ad altre attività che i prigionieri organizzavano per passare il tempo. Era un giovane di grande modestia e castità. Un biografo racconta che Ludovico evitava perfino di abbracciare le sue sorelle e la madre, rifuggendo la conversazione e la vista delle donne. Era così devoto che diventò un esempio per molti, incluso San Luigi Gonzaga. Durante la sua prigionia, Ludovico si dedicò agli studi e fu profondamente influenzato dai frati francescani. Quando si ammalò gravemente, fece voto di entrare nell'ordine francescano se fosse guarito. 2 francescani vennero a prendersi cura di lui e Ludovico iniziò a pregare e studiare filosofia e teologia con loro. Uno dei suoi insegnanti fu Riccardo Middleton, un teologo inglese. Finalmente, dopo 7 anni di prigionia, Ludovico fu liberato. Tornò a casa con un cuore deciso. Voleva dedicare la sua vita a Dio. Rinunciò al diritto alla corona di Napoli in favore del fratello Roberto. Ludovico diceva spesso: «Gesù Cristo è il mio regno. Se posseggo solo Lui, avrò tutto. Se non lo posseggo, perderò tutto». La sua famiglia si oppose fermamente e anche il ministro generale dei frati minori rifiutò di ammetterlo nell'ordine per un certo periodo. Ma Ludovico non si arrese. Si ritirò in un castello vicino a Napoli e fece amicizia con un giovane studente, Giacomo Duès, che un giorno sarebbe diventato Papa Giovanni. Anche se desiderava ardentemente una vita religiosa, Ludovico non poteva sfuggire alle responsabilità del suo stato sociale. Il Papa Bonifacio VIII, un uomo potente e ambizioso, lo ordinò sacerdote e lo nominò vescovo di Tolosa. Ludovico viaggiò verso Tolosa come un povero religioso, ma fu accolto con sfarzo e lusso degni di un principe. Rimase sempre umile e modesto, usando scodelle di legno invece di vasellame d'argento e indossando abiti vecchi e rammendati. Celebrava la messa ogni giorno e predicava spesso, ma trovava i suoi compiti episcopali troppo pesanti e chiese di poter dare le dimissioni. Non gli fu dato il permesso e mentre tornava da una visita alla sorella in Catalogna si ammalò gravemente. Ludovico capì che il suo tempo sulla terra stava per finire. Disse: «Dopo un viaggio pericoloso, sto per arrivare alla porta che ho cercato di raggiungere per tanto tempo. Ora potrò raggiungere Dio e sarò libero da ogni peso». Morì serenamente a 23 anni e fu seppellito nel convento francescano di Marsiglia. Anni dopo, Giacomo Duès, divenuto Papa Giovanni, canonizzò Ludovico,
riconoscendo la sua santità e il suo sacrificio. Ludovico fu un esempio di fede e dedizione, un giovane che trovò la vera libertà e pace solo nell'abbraccio di Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.